Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Bentrovati amici di Unica Radio nella nostra rubrica Chuck in Sardegna, la rubrica dedicata al cinema in Sardegna. Ogni settimana con noi ospiti attori e registi che hanno lavorato nella nostra isola per raccontarci un po' quello che sono stati i loro lavori, le loro avventure e i loro progetti futuri. In compagnia di Marinella Frau e Luca Lubina. Alla regia Priamo Meloni. Oggi con noi l'attrice Laura Mura. Ciao. Ciao, benvenuta. Ciao Laura, oggi raffreddata, ci hai detto? Sì. Con la voce un po' bassa. La voce è quasi inesistente, ma nello spirito ci sono. Bene, ok. Cantante? Compositrice, autore di testi, Sì. Raccontaci un po' il tuo percorso musicale anche con questa voce bassa. Ok, allora quando avevo 16 anni, adesso ne ho 53. Questo ci dà la dimensione di quanto tempo hai dedicato alla musica, altro non Sì, interessa. ho iniziato a cantare in pubblico prima come corista di una, che allora era una famosa cantante a Cagliari, Paola Azzeni, e poi subito, di seguito sono entrata in formazioni di jazz e di vari altri generi musicali. Venivamo spediti in un posto o in un altro da un impresario. E quindi ho iniziato. Poi ho conosciuto Maurizio Corda che scriveva brani musicali di un genere elettronico che a me non piaceva, ma è stato un importantissimo inizio per me, perché è allora che ho iniziato anche a scrivere brani musicali, e con lui si è formato questo gruppo che si chiamava Mukamaka, con cui abbiamo registrato dischi che sono diventati famosissimi in Giappone, andavamo a fare concerti qua e là, ed eravamo sotto contratto con un'etichetta di Roma che è quella che si chiama Cinevox Record, che pubblica da sempre le colonne sonore dei film western, le colonne sonore di Morricone, Piccioni, Umiliani, tutte queste cose bellissime. E avevano una sala di registrazione, la più grande, dove potevano registrare le orchestre con la camera dell'eco, quindi non il riverbero come si usa adesso in digitale, ma tutto reale. Quindi ho registrato su bobina all'antica, tutto in analogico, e pian piano ho fatto progetti miei, progetti dove ho prestato la voce in produzioni discografiche di altri artisti, eccetera. Ho sempre... Sia a livello nazionale che internazionale. Assolutamente sì. E il tuo percorso musicale continua, anche se tu sei qui perché ci vuoi raccontare anche qualcosa della tua esperienza. Allora intanto devi sapere che Laura, ne stavamo parlando prima, io la becco in tutti i set. In tutti i set sardi c'è Laura, tu la trovi, qualsiasi tipo di ruolo, io l'ho incontrata. Dici un po' come è iniziata, come sei finita nel cinema? Io stavo facendo la truccatrice allora, perché... Allora, di allora quanto tempo fa significa parliamo? 11 anni fa, cioè quando vicino alla svolta in cui poi ho iniziato a recitare, 11 anni fa io stavo lavorando come truccatrice nel cinema, ma anche per servizi fotografici, per matrimoni, e era tosta, no? Lavorare come truccatrice, perché sei in mezzo a sollecitazioni continue, tra mezzo secondo devi aver fatto questo, quest'altro. Quindi sì, mi piaceva, me lo stavo godendo, però poi cosa è successo? È successo che ho conosciuto Gemma Lynch, che è una regista inglese, e le sono evidentemente piaciuta, le è piaciuto il mio aspetto e il mio inglese, quindi a un certo punto mi hanno chiamato, scusandosi moltissimo, dicendomi scusa se ti faccio questa richiesta, però la regista sta dicendo che non ti vorrebbe in questa produzione come truccatrice, ma vorrebbe che recitassi il ruolo della protagonista, perché secondo lei il suo personaggio sei tu. Ma io- queste sono cose... Sembra quasi Pretty Woman, una storia di quelle da cinema. Sono di quelle cose che si raccontano ma non succedono mai, perché comunque diciamo che chi ha i costumi eccetera è talmente invisibile in quel momento che veramente, se non capita un occhio attento di un regista che nota qualcosa di particolare in quel volto, sono veramente delle storie molto
molto rare. Esatto. Poi aveva sentito probabilmente la tua tonalità, il tuo inglese. Sì, perché comunque io ci parlavo, mi era simpatica e qualche volta le ho parlato in inglese e quindi così evidentemente si è L'hai accorta. colpita? Sì, ovviamente abbiamo fatto amicizia, perché qui in Sardegna siamo fortunati che non sono tutti così inaccessibili. E quindi è andata così. Da quel momento mi hanno viziato. Puoi andare a comprare uno spazzolino per l'attrice? Perché io mi ero dimenticato lo spazzolino e ho detto cosa? Stiamo scherzando? Allora col cavolo che io rifaccio la truccatrice. Sì, si passa veramente da un estremo all'altro, nel Sì. senso che gli attori sono super viziati sul Sì, set, è bellissimo. bellissimo. Ero incinta poi quando ho fatto quello che era un episodio pilota di una serie web che non è mai uscita sulla sostenibilità, era sulle energie rinnovabili. Caspita, già da 10 anni fa? Sì, sì, sì. Un film sulle energie rinnovabili, Sì. che però non Hai è visto? uscito. Attualissimo, magari lo ritirano fuori adesso, Adesso, non si sa speriamo. Sarebbe mai. bellissimo, sì, sì. Insomma, e quindi da allora ho iniziato a pregare, a supplicare i registi che conoscevo, chiamami, sei sicuro che non ti servo per un film? E quindi poi alla fine, meno male, ho iniziato con uno, con due, e fino al punto in cui tu dici che ovunque nell'isola. sì, ovunque nell'isola. Hai recitato con Mario Piredda nell'Agnello? Sì, E sì. lì hai fatto un casting oppure anche lì sono stati folgorati dalla presenza e hanno deciso che dovevi far parte del cast? Allora, devo dire che il più delle volte non è che io vedo che c'è un casting e vado, anche perché non lo vedo. Non hai un agente, Faccio tu? una vita un po' ritirata. Non ho un agente, ho uno pseudo agente a Napoli che però è difficile che mi chiami perché in produzioni nazionali io che non ho una formazione da attrice non sono adeguata magari anche solo per l'accento sardo, ecco. E quindi no, non ho un agente e sono libera, almeno con questa persona. C'è questo tacito accordo che se io trovo qualcosa, qui nel frattempo che lei non mi procura un ingaggio, io sono libera di farlo. E però mi conoscono le persone dell'ambiente ormai, che mi conoscevano già da quando ero truccatrice. E quindi mi chiamano, Laura, c'è questo casting dove tu potresti essere utile, presentati tale giorno a tale ora, mi danno un appuntamento e quindi poi o mi scelgono o mi cacciano. Perché devo dire che io avevo provato tanti anni fa a presentarmi ai casting, ma senza successo e non sapendo come funziona mi sono fatta scoraggiare, quindi non ho più partecipato. Non capivo che magari serve un personaggio molto specifico per cui io non vado bene, ma per un'altra cosa potrei andare bene. Ho pensato semplicemente magari di non avere l'impatto adatto e che quindi non brillo e non sarei mai potuta essere scelta per nessun ruolo. Quindi Allora, sai a cosa servono i casting? A farti conoscere, no? A farti Sì, vedere, sì. perché il regista ha in mente una determinata figura, arriva poi la Laura e sceglie. dicono voglio lei. Quindi serve a quello. Tu ne puoi fare 1000 di casting. Se il regista non sta cercando quel personaggio e arrivi tu, sei una persona come un'altra, sei un numero e vanno avanti, no? E quindi ti cercano nel momento in cui sanno che Laura è lì e Laura potrebbe interpretare quel ruolo. Quando non ti conoscono, ti devi presentare, perché tanto no, ne becchiamo sempre e continuamente. A quello un attore deve essere per forza abituato, non si deve Sì. mai scoraggiare. Più ne facciamo e più possibilità abbiamo di farci vedere, di farci conoscere e poi eventualmente di essere scelti per un determinato ruolo. ma Ma così dice- mi vedreste ancora di più. Ancora di più nei set. Ma c'è un ruolo per il quale tu pensi di essere adatta? Allora, tante volte è capitato che mi chiedessero di essere molto carica, aggressiva, assertiva. Io mi accorgo che non sono credibile in questo, infatti mi incalzano tantissimo, sembro sempre un po' moscia.
anche addirittura facendo tanti self-tape negli ultimi anni, dove devo essere invece molto gioiosa, quale io sono, vista poi registrata, sembro sempre un po' malinconica, cioè che dietro l'allegria c'è comunque qualche peso, qualche tormento nascosto, e se non serve questo, secondo me non vado bene, ma io stessa lo riconosco guardando. Ti accorgi guardando. Quindi secondo me io posso essere adatta o per ruoli drammatici o per un ruolo di una persona comunque flemmatica, pacata, e non per qualcosa di super scattante, attivo, perché anche se ci provo non ci riesco, perché io non ho, ripeto, una formazione da attrice, quindi devo tirare fuori quello che riesco. Hai pensato di studiare, di fare qualche masterclass magari proprio adatta a tirare fuori questo blocco, insomma, che ti vedi? No, perché in realtà io ho sempre fatto tantissime cose diverse che mi piacciono in egual misura e che mi va bene fare fin dove arrivo. Sia la musicista, sono autodidatta, sia ho sempre fatto artigianato artistico e ho esposto in mostre mercato e sono stati comprati i miei articoli, sia qui nel cinema. Tutto quello che faccio mi piace, quindi non ho questa passione sfrenata come alcuni che investono tutte le loro energie nel migliorare la propria performance in un ambito e quindi arrivano a dei picchi di eccellenza dovuti anche all'impegno che mettono. Io mi piace così, mi basta così, non sento questo desiderio, così come non sento il desiderio di studiare solfeggio, di imparare la scrittura musicale. Anche quando compongo pezzi lo faccio empiricamente perché lo trovo noioso e mi manca la motivazione, ahimè. Ma è giusto, sono scelte, insomma, tu fai certo. quello che ti piace, hai Sì. trovato già il top, il massimo, già questo è una cosa ottima, no? Ti diverti quando fai? Molto. Cioè nel set, prima dicevi appunto, no, che eri presente in molti set, non è un impegno eccessivo nella tua vita questo, non è una cosa che ruba tempo ad altro, comunque insomma, seguire varie produzioni, fare i casting, essere chiamata e poi mettersi anche a disposizione, logicamente, per un tempo limitato, ma comunque sempre un tempo. È la cosa mia preferita perché a casa mia io sono una mamma con figlie, marito, devo cucinare, cercare di arrabattarmi per trovare dei ritagli di tempo in cui lavorare, ma per il resto del tempo sto occupandomi di doveri della vita quotidiana assai meno entusiasmanti o divertenti di questo. Anche se sinceramente traggo molto stimolo dal dialogo, per esempio, con le mie figlie, che sono molto intellettualmente dotate e mi strabiliano con le loro intuizioni, però ho bisogno, anche io essendo un essere umano, magari di staccare, di nutrirmi con degli stimoli diversi che siano fuori dalle mura della mia casa. Quindi quando mi chiamano e io vado e ho una giornata dove non devo fare nulla, semmai mi danno da mangiare, mi truccano, mi pettinano, faccio amicizia, non mi sembra vero. Sì, quindi è bellissimo, c'è gente che si lamenta, 300 ore sotto il sole, e io sono felice come una Pasqua. E quindi secondo me mi dovrebbero chiamare anche solo per questo, perché non creo nessun problema, è tutto sì, che bello. Bellissimo, buono a sapersi. Luca, il prossimo film, Assolutamente, Laura, assolutamente. la devi chiamare. Guarda, Laura è comunque un'immagine che secondo me un regista ha sempre, no, in mente. Poi nel momento in cui serve, allora è ovvio che alzano il telefono e la chiamano, è inevitabile. Grazie. Hai dei progetti musicali o altro in questo momento? Se si può dire chiaramente qualcosa. Assolutamente sì. Vorrei avere dei progetti cinematografici, ma ahimè lì mi devo rimettere a chi si ricorda della mia esistenza, ecco, mentre di musicale si sto facendo qualcosa dopo 15 anni di assenza dal palcoscenico per una
crescente proprio ansia da palcoscenico che è diventata alla fine insostenibile. Io ho fatto un lavoro su questo, superata incredibilmente, sono troppo felice, l'ansia da palcoscenico. Motivo tra puoi l'altro... svelare qualcosina su come l'hai superato? Magari può essere d'aiuto a Sì, qualcun però può altro sembrare che ha- pubblicità. Cosa faccio? Lo Possiamo, dico. senza fare nomi, si può dire? Certo, Senza fare Allora, nomi. io ho è un scoperto... lavoro tuo personale questo, certo. Sì, io ho scoperto l'esistenza della pratica del sogno lucido, che è un metodo scientificamente validato per risolvere, mentre stai dormendo, però mentre stai sognando, per risolvere delle problematiche. Per esempio è stato testato molto sul disturbo post-traumatico da stress, ma su vari blocchi, convinzioni limitanti, ansie, fobie, eccetera. Siccome io ho fatto per tanto tempo da interprete a un professore che insegnava una tecnica che si chiama EMDR agli psichiatri e agli psicoterapeuti qui, e ho capito che questo sogno lucido funziona in maniera molto simile a quest'altra pratica dell'EMDR, però è molto Più poco semplice, conosciuta, certo. anche più semplice perché uno lo può applicare da solo. Prima impara Prima impari il Prima metodo. impara a rendersi conto che sta sognando mentre sta sognando e poi può attuare in quel momento delle strategie mirate a risolvere queste problematiche. E incredibilmente, mentre tu fai questa cosa, che sei a contatto diretto col tuo inconscio, quindi durante i sogni, il giorno dopo già la tua vita è cambiata, è una cosa incredibile. Quindi ho provato su di me, perché io ho deciso di formarmi, sono diventata insegnante di sogno lucido, tengo corsi, eccetera, ma ho provato prima di tutto su di me. E tra l'altro stiamo girando con Nical Films, con cui da poco ho girato anche, cioè ho partecipato in un piccolo ruolo alle riprese del film su Eva Mameli Calvino. Con questo stesso gruppo di produzioni cinematografiche stiamo creando un documentario proprio sul sogno lucido, dove io sono, questa mia storia è protagonista come diciamo espediente, per poi inserire tutte le interviste di professionisti, psicoterapeuti, scienziati che parlano di come funziona. E dunque io, una volta che ho risolto questa problematica, adesso mi volevo rilanciare nel mondo della musica, quindi ho ricreato un gruppo acustico con cui sto per iniziare a fare dei live. Sono super contenta. Bene. Bene, Sono delle è ottime interessantissima prospettive. No, questa lo cosa sai, del non l'avevo sogno mai lucido sentita. io la so. Io no. Conosco questa realtà dell'MDR, conosco la realtà del sogno lucido e infatti sono anche interessata ad approfondirla, perché mi sembra insomma, diciamo che se dovesse funzionare è una cosa molto interessante. Poi io ti chiederò, io voglio approfondirla Sì, questa anche cosa, mi io, interessa, cioè, mi piace, sicuramente. serve sempre. Potremmo organizzare un incontro, un podcast, quello che è gratuito, in cui io spiego più dettagliatamente che cos'è. Ottima idea, assolutamente sì, Sì, assolutamente perché sì. io ne ho sentito parlare anche da altre persone e tutte danno lo stesso, diciamo, lo stesso feedback che mi stai dando tu, Ma e cioè fighissimo. che funziona. Sì, e quindi funziona. è interessante. Ottimo, e con questa chicca abbiamo finito il nostro tempo a disposizione. Grazie a Laura per essere stata con noi. Ciao, Ci Laura, vediamo, grazie. ci sentiamo come Grazie sempre a su voi. unicaradio.it tutti i martedì alle 20. Ciao.